Abbiamo già segnato le prime due tappe del progetto Monumentiamo, nato lo scorso 7 agosto a seguito della sottoscrizione dell'apposito protocollo d'intesa tra Ordine degli Architetti e Arcidiocesi di Agrigento. Il progetto è finalizzato al censimento e alla schedatura delle condizioni di efficienza strutturale dei beni culturali e ecclesiastici che ricadono sul territorio della città dei Templi, con l'obiettivo di alimentare una sorta di banca dati informatica a cui ricorrere per programmare interventi di manutenzione o di messa in sicurezza del patrimonio culturale ecclesiastico agrigentino. I primi due immobili oggetto di schedatura e censimento sono stati Santa Croce nell'Ordine e Santa Maria dei Greci, dove non sono state riscontrate particolari criticità strutturali. I lavori comunque continueranno nei prossimi giorni fino a interessare tutti gli immobili che sono stati inseriti nell'elenco allegato al protocollo d'intesa e saranno completati entro il prossimo mese di gennaio. Gli architetti volontari di protezione civile che sono stati incaricati di eseguire il progetto hanno preliminarmente seguito un corso di formazione di 20 ore che abbiamo potuto tenere grazie all'impegno dell'Arcidiocesi, in particolare di Don Giuseppe Pontillo, e grazie alla preziosa collaborazione del dirigente territoriale della Protezione Civile Maurizio Costa, del responsabile del Dipartimento di Protezione Civile dell'Ordine Giuseppe Vita, del coordinatore tecnico dello stesso Dipartimento dell'Ordine Giuseppe Cacciatore e infine lo ringraziamo particolarmente grazie alla preziosa collaborazione tecnica del professore Cucciari. Oggi consegniamo gli attestati agli architetti che hanno seguito con profitto il corso che poi sono gli architetti che proseguiranno nel progetto Monumentiamo. Ordine degli Architetti, Arcidiocesi di Agrigento, Ufficio Beni Culturali insieme per la conoscenza del patrimonio, per la tutela e per eventuali interventi in caso di calamità e problematiche strutturali. Un momento molto importante che ha visto le due realtà che collaborano per altre forme con i liberi professionisti ogni giorno insieme per promuovere questa consapevolezza che il patrimonio non solo va valorizzato, va custodito, ma bisogna anche proiettarsi in una conoscenza per possibili interventi in emergenza. Speriamo e ci auguriamo che questo modello possa essere applicato anche alla pubblica amministrazione per un censimento anche del patrimonio pubblico e delle criticità non solo del patrimonio pubblico ma anche del patrimonio privato, specialmente nel centro storico di Agrigento e nei centri storici delle nostre città della provincia. L'intervento del Dipartimento di Protezione Civile dell'Ordine degli Architetti di Agrigento, in collaborazione con l'Arcidiocesi di Agrigento, è quella di stilare queste schede fornite dalla Protezione Civile sulla patologia strutturale che vi sono in questi edifici sacri. Ovviamente la scheda è molto articolata e darà delle informazioni chiare a chiunque possa andare in caso di calamità nel luogo del sisma o di un'altra calamità, di avere un quadro chiaro di tutto quello che potrebbe incontrare all'interno della chiesa e anche al di fuori. La scheda in tutti i casi si completa anche con una catalogazione dei beni mobili all'interno di essa, in maniera tale che chiunque intervenga possa mettere in sicurezza, a secondo del grado di preziosità dei manufatti, o trasportarli in altri depositi. Il compito appunto di questi architetti è cercare di dare la maggiore informazione a chiunque possa intervenire e dare sicurezza alla struttura o anche ai beni immobili all'interno della chiesa. Oggi si conclude questo seminario e queste giornate di formazione da parte dell'Ordine degli Architetti, che ha visto la nostra partecipazione all'inizio e in questa giornata conclusiva come Dipartimento di Protezione Civile. È un'attività che noi abbiamo assolutamente condiviso e anzi ringraziamo l'Ordine degli Architetti per questa
formazione rivolta ai giovani architetti, questa attività è essenziale per eventuali necessità di verifica del territorio in caso di calamità di qualsiasi natura esse siano, nel caso specifico sugli eventi, sui beni monumentali, ma può essere replicata e utilizzata questa esperienza sui beni commerciali o sui beni privati, perché il nostro territorio purtroppo si presta a queste necessità, quindi dobbiamo essere preparati. Preparazione vuol dire appunto formare gli architetti tecnici, gli ingegneri, i geometri, gli agronomi, ognuno nel suo campo, affinché si possa fare tutti in squadra, perché ricordiamo che il Dipartimento di Protezione Civile ha il compito e il dovere di coordinare, reclutare e mettere assieme tutte le eccellenze tecniche e amministrative del territorio per risolvere problemi quando questi vengono.